Eccoci qui, buonasera a tutti, sono Rodolfo. Volevo subito presentarvi una persona a cui tengo particolarmente. L'argomento di questa sera, che è il primo argomento perché è la prima, diciamo, live che stiamo provando a fare per cercare di risvegliare un po' il popolo veneto da quelle che sono le situazioni attuali, è Don Floriano. Don Floriano, che credo che molti di voi già conoscano. E eccolo qua. Ci tenevo molto alla sua partecipazione, un prete fortemente indipendentista che ha molte cose da dirci e molte cose da raccontarci. Ciao Don Floriano, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Vi saluto dal piccolo paese di Coi di Zoldo. Sono nella casa paterna. Questa è la stanza chiamata stua. Vedete le mie spalle, mi sembra di vedere un po' di legno, le pareti sono rivestite. Infatti anche i giorni scorsi avevamo meno 10, meno 15 gradi e questa era la stanza più riscaldata, la stanza, quindi il cuore della casa, e da questo cuore parte anche il mio parlare con voi. Non vi conosco, non mi piace neanche, devo dire, parlare in generale, non parlare a delle persone che vedo nel viso, però oggi bisogna fare così, bisogna che ci aiutiamo a ridestare in ognuno il sentimento dell'amore della patria, che è la nostra terra, la nostra gente, la nostra identità anche cristiana, la nostra storia, i nostri valori, e costruire insieme un presente più rispettoso delle persone, delle comunità, un futuro migliore. In questa casa ho imparato veramente ad amare la patria veneta. Qua voi non vedete perché non posso girare, potrei forse girarlo anche un'altra volta, imparerò un po' alla volta il sì, cellulare. è la prima volta che il Don Floriano sta facendo questo, chiamiamolo esperimento live, ma Sì, purtroppo, come dicevi te, Don Floriano, siamo quasi costretti a fare questo tipo di modo per cercare di parlare con la gente, parlare con i nostri fratelli veneti, proprio perché purtroppo ci impediscono di poterlo fare in altri metodi, quindi in qualche modo dobbiamo risvegliare un po' gli animi delle persone, insomma, giusto? Sì, sì. Però non è che si faccia neanche per gli altri, voglio dire. In questo momento lo faccio anche per me, nel Assolutamente. senso che non potrei non farlo. Come un termosifone trasmette il caldo indipendentemente dalla sua volontà, così anche se uno ama questo amore, ma l'amore da solo, come dice Sant'Agostino, dura poco. L'amore, per essere forte, deve essere accompagnato dalla conoscenza, cioè il sapere porta ad amare meglio, ad amare di più, a mettere un fondamento di pensiero anche al nostro amare la patria. E quindi bisognerà anche studiare, continuare questi incontri indiretti tramite una telecamera, però sempre incontri che possono aiutare. A me piacerebbe sentire anche voi proprio. No, ma infatti, Don Floriano, esatto, io poi ne approfitto e magari lo ripeterò durante, diciamo, la trasmissione. Ognuno di voi che ci sta ascoltando, laddove vuole, laddove ha la necessità, laddove lo rende necessario, il problema può tranquillamente
tramite i commenti che si fanno nei vari social dove state vedendo questa diretta, ed eventualmente poi vedremo un attimino quanti ne arriveranno e quali arriveranno, li possiamo mettere in onda e diciamo rispondere, in maniera tale che potete essere anche partecipi a quella che è poi questa, anche per non far sentire solo Doc Floriano, che giustamente, come me del resto, non siamo abituati a questo metodo di incontro, giusto? Sì, perché non è un incontro molto indiretto. Esatto. Comunque non ha importanza, intanto lo facciamo e voglio poi chiarire un dubbio che probabilmente molti avranno: come mai un prete si interessa di indipendenza? Ma non è che un prete si interessa di indipendenza, un prete si interessa delle persone e ha una visione, cerca di avere una visione cristiana delle persone, quella che aveva Gesù Cristo. Gesù Cristo vedeva le persone inserite in comunità. Lui stesso porta i capelli lunghi. Forse non abbiamo fatto caso, ma questo è il segno che lui si sentiva parte di un popolo, perché era il segno caratteristico che apparteneva al popolo della Galilea, una comunità del più vasto popolo di Israele. Quindi ci teneva a far parte di una comunità, anche Gesù Cristo come uomo. E nel libro della Bibbia troviamo questa espressione: non è bene che l'uomo sia solo, e non è riferito soltanto alla vita coniugale uomo-donna, che secondo il progetto di Dio è questo, ma è riferito anche a una vita amicale, intesa bene, perché no, e a una vita sociale. Quindi che un prete si occupi dell'indipendenza è la stessa cosa che dire che si occupa dell'essere umano. Come ci si occupa dell'anima, ci si occupa anche del corpo. I primi ospedali sono stati fatti dalla Chiesa. Nel mondo antico, nel mondo romano, quelli che erano malati non venivano certo curati dalla comunità, e gli schiavi. Tra l'altro, la prima dichiarazione a favore della libertà degli schiavi la troviamo proprio nella Repubblica Veneta, ma è un'applicazione di quello che si faceva sempre nel battesimo, quando si mette la vestina bianca alla persona che viene battezzata. Questa vestina bianca è stata intesa in modo un po' ridicolo come il segno bianco della purezza. E va bene, sarà anche il segno della purezza, un'anima candida, col battesimo viene tolto il peccato originale, ma non è il senso vero. Il senso vero è che nel mondo romano soltanto i liberi portavano la tunica bianca, mentre gli schiavi avevano un vestito diverso, più simile a quello dei militari, comunque non di colore bianco. Per cui, quando la persona che era stata battezzata usciva dalla vasca battesimale e veniva asciugata e poi rivestita, prendeva la tunica bianca, che significava: tu sei diventato, anche dal punto di vista civile, una persona nuova. Infatti riceveva anche un nome, secondo la tradizione, dare il nome al momento del battesimo, una nuova personalità, e una personalità di essere libero. Quindi il cristianesimo è unito, è un tutt'uno con la vita umana, porta nella vita umana questa luce, questa dignità di figli di Dio, che una visione materialista, come si è diffusa soprattutto nel 1700-1800, ma prepotentemente è ancora attiva, Assolutamente. riduce
l'essere umano ha una macchina produttrice di beni di consumo o di piaceri, comunque non certo alla sua dignità. Anzi, su questo punto prendo già subito l'occasione per salutare, sperando che se non questa volta un'altra mi ascoltino questo saluto fraterno, benaugurale, le persone che si sono iscritte nella compagnia, nel battaglione di San Marco ricostituito, il nome giusto non mi viene in mente adesso, persone che si sottopongono con libertà a una disciplina per essere a servizio, anche con una divisa molto bella, molto dignitosa, nella continuità con quella della Serenissima. Ricordo subito anche Milo Bozzolan, che ha studiato e reso possibile questi recuperi storici, ma non è mai una recuperare, che questo è ridicolo, considerare la storia come passato. La storia è una dimensione del nostro presente. Io vivo in montagna, vivo a 1500 metri, sono circondato da abeti e larici. Guai se dicevo a mio papà o le persone del mio paese sono in un bosco, sono in mezzo a piante. Non si dice piante. Le piante hanno un nome. Devi saper distinguere un passero, un canarino, un rondone, un corvo, un tordo, un merlo, e così anche le piante, un abete, un larice, un faggio, un acero. Quindi tu non dici sono circondato di piante, sono circondato di, in questo caso, larici e abeti e frassini. Quando queste piante vengono tagliate, si vedono i famosi cerchi della crescita annuale. Si vede la loro storia. Non è che perché aumentano i cerchi, il cerchio centrale diventa passato, anzi, diventa ancora più parte di quella pianta. Ho usato l'espressione pianta in generale. Chiaro. E così anche nella storia di una comunità, tutto quello che fa parte della storia non è il suo passato, è il suo intimo, sono i cerchi più profondi. Quindi non c'è nessuna polemica nei confronti della Repubblica Italiana. Eventualmente sarà la Repubblica Italiana a fare polemica con noi, mettendosi in un atteggiamento che non ha fondamento, ossia considerare il suo diritto come qualche cosa di assoluto che prescinda dalle persone e dalle comunità concrete. Se queste persone e comunità, come le comunità venete, il popolo veneto, ma non solo il popolo veneto, anche le varie comunità che erano unite con il popolo veneto dell'Istria, della Dalmazia, Brescia, le comunità lombarde di Brescia, Bergamo, Crema, la città di Crema, che faceva parte integrante della Serenissima. Cosa volevo dire? Insomma, è la Repubblica che deve rispettare il volere di queste comunità. Il volere. Ma noi stessi dobbiamo rispettare la nostra identità. Non è che non abbiamo in certo senso libertà di scelta. Abbiamo il dovere di scelta, il dovere di scegliere quello che siamo. Penso che anche un papà, come sei anche tu Rodolfo, educa meglio, aiuta, è veramente papà, intanto in quanto aiuta i figli a essere quello che sono, non quello che lui vuole che siano. Se è maschio, se è femmina, se ha una certa dote, se ha un certo limite,
aiutarlo a essere il meglio per quello che è. E così lo Stato, nei Esatto. confronti di ogni persona, come dice anche la Costituzione, di ogni organizzazione sociale, di ogni territorio e di ogni popolo, perché non è da usare questa parola popolo, che anzi è da scrivere con l'iniziale maiuscola, deve essere rispettoso e promotore dell'identità. Quindi lo Stato, se è non dittatore, ma svolge il suo compito per cui è autorizzato ad esistere e non è un mostro giuridico, aiuta l'identità a svilupparsi, non a contrapporsi, tra l'altro. Non è che siamo contro i piemontesi o Assolutamente. contro gli austriaci o contro i bolognesi, cioè i toscani o napoletani o siciliani, ma che tanto che io stesso sono andato a predicare diverse volte in Calabria ed è da imparare da tutti. Tutti hanno dei doni, ma come io rispetto te, tu rispetti me e lo Stato forma fratelli, sì, fratelli. Questo è il senso, non numeri e schiavi. La cittadinanza deve essere intesa come cittadinanza che mi arricchisce, non che mi appiattisce. Insomma, con questa visione, in termine tecnico, diciamo l'antropologia cristiana, che è la visione di sempre della Chiesa, come dicevo, fin dai tempi dei Romani, quando dava la vestina bianca al neobattezzato per dirgli che tu sei figlio di Dio, e questo canto di gloria che si manifesta nell'anima con il battesimo, e il battesimo ci segna per tutta la vita, ma anche indipendentemente dal battesimo, per il fatto di essere creature umane, abbiamo un'anima. L'anima c'è anche in chi non sa di averla. Questa è la nostra visione cristiana. E l'anima non viene né dal padre né dalla madre, viene sempre, sempre, sempre direttamente da Dio. Per cui una persona nasce da due genitori e da Dio. Questo è l'essere umano. È una creatura di tre. È una creatura trinitaria, diciamo, l'essere umano. Di un padre, di una madre, creature, e di un creatore che volta per volta crea l'anima per quella persona. Non è un'anima trasmessa per riproduzione o per contagio o perché sappia io cosa. Non è che Dio abbia una scatola di anime, ma per amore, e quindi anche è come mettesse la firma all'atto di amore che hanno avuto più o meno libero, più o meno bello, consenziente quest'uomo e questa donna, di qui anche l'atto tremendo del sopprimere una creatura, che non è mai solo un sopprimere un soggetto biologico, come può essere in una visione materialista, cioè atea senza Dio, ma è un affronto diretto a Dio, questo perlomeno nella visione cristiana. Tornando all'indipendenza, che fondamenti può avere questa indipendenza? Perché uno può anche essere romantico, non so, avere l'antropologia, il modo di ragionare cristiano, ma in realtà si trova in un contesto giuridico, costituzionale che gli impedisce di esercitare questa sua visione, questo suo modo di essere. Nel caso nostro, cioè nel caso della Repubblica Italiana, che ha la sovranità in questo momento
con un titolo diverso che di prima del 2010, ma comunque ce l'ha. La Repubblica Italiana, che non è mai una sovranità di possesso delle persone, come dicevo prima, ma sempre di servizio. La Repubblica ha fatto dei trattati, ha sottoscritto dei trattati internazionali che garantiscono a ogni popolo la possibilità di essere indipendente. Ma la Repubblica fa anche la furba, cioè la Repubblica esiste come ente giuridico. La Repubblica in realtà sono persone, altrimenti si va come era il comitato degli studenti di Padova, la famosa storia, no? Gli studenti universitari di Padova nel Medioevo, e il Medioevo è durato fino a ieri, perché la cosa andava molto bene, e allora quando le cose vanno bene, anche se sono medievali, si fanno ancora. Il sistema era questo. Giravano i bar di Padova, giravano dappertutto dove volevano e dicevano poi passa il comitato a pagare. Il comitato chi è? Va bene, i baristi e le persone di Padova sapevano, tolleravano in qualche maniera, avranno anche sorriso, ma il comitato non esisteva. I baristi ci rimettevano sempre, come ci rimettono adesso con lo Stato italiano. Ma cos'è la Repubblica? Sono 1, 2, 3, 4 persone che prendono le decisioni e hanno la responsabilità. Hanno una visione materialista queste persone? Hanno una visione disumana contro. Nella Costituzione veramente le frasi come tali sono ispirate sufficientemente e anche più che sufficientemente, se si vuole, all'antropologia, al modo di ragionare cristiano. Quindi la Costituzione garantirebbe, se ben applicata, anche l'indipendenza del popolo veneto, del popolo del Regno delle Due Sicilie e degli altri popoli che volessero essere indipendenti o continuare a stare uniti in questa unità che si chiama Repubblica Italiana. A noi non interessa più essere uniti con gli altri popoli come Stato. Vediamo che questo non ci valorizza, né dal punto di vista dell'identità storica, che viene veramente disprezzata. Nei libri di storia si trova che la parte che riguarda il Veneto è messa in poche pagine e con un tono sul ridicolo. E la parte economica, il Veneto lavora molto, i soldi delle tasse se ne vanno, il rientro è quello che è. Quindi a noi non conviene questo patto. Questo è un patto che ci dissangua dal punto di vista economico e ci umilia anche, perché uno dice: ma perché devo lavorare per mantenere 4 poltroni, perché in sostanza è quella, di Roma? Lavorate anche voi le 8 ore e non pochi anni di lavoro e subito andate in pensione. E comunque sia quel che sia, desideriamo la nostra indipendenza. Desideriamo che Venezia torni a essere la nostra capitale. Non vogliamo però una unità, altrimenti sarebbe una contraddizione ridicola. Non vogliamo una unità che mortifichi le varie comunità. Quando ad esempio sento parlare, dicono la lingua veneta, ma quale lingua veneta? Se io sento parlare certi nel veneziano, sì e no che capisco. Sento parlare uno del Comelico, che è pur provincia di Belluno, quindi la mia provincia, non capisco. Non c'è
in realtà una lingua. Ci sarà stata, non so, non credo per quello. Beh, Quindi anche dal punto di vista linguistico Don Floriano, bisogna che... Don Floriano, per fare una battuta, ma giusto per sdrammatizzare un attimino, ti posso dire che io a Brescia ci sono paesi, mi viene in mente Lumezzane, che quando iniziano a parlare e non riesco a capire neanche loro, nel senso che anche lì, esatto, quando parliamo di lingue, come dici te, cioè, ci sarebbe da fare un ragionamento, perché ogni popolo è a sé anche da questo punto di vista. Sono d'accordo con te su questo. Sì, ma questo non è un male, questo è un bene. La Repubblica Serenissima era saggia, perché era fatta da persone sagge, appunto non è l'ente, e sono sempre le persone che danno corpo alla struttura. Allora, la Repubblica non si era data, come ha scritto anche l'avvocato Cacciavillani, morto proprio ieri, pace all'anima sua, non si era data formalmente una Costituzione. Aveva dei testi di legge equivalenti, una struttura equivalente, ma prendeva per buono, con valore costituzionale, quello che ogni comunità aveva, lo statuto di ogni comunità. Quindi la magnifica comunità di Cadore aveva uno statuto. Quello era la Costituzione che il Capitanio, mandato da Venezia, prendeva per Costituzione e giurava su quella. La stessa persona o un altro veniva mandato a Treviso, giurava sullo Statuto di Treviso. Veniva mandato a Feltre, Belluno, Vicenza, qualsiasi comunità, anche la più lontana, Zara, per dire, firmava, giurava sullo statuto, di rispettare lo statuto di quella comunità. Molto democratica in questo. Alla Repubblica interessava l'unità, rispettando le identità. Questo ha favorito tutti. Sì, oltre che credo, Don Floriano anche ha una serie di cose etiche che oramai noi non condividiamo più, nel senso che ci sono una serie di situazioni all'interno dello Stato italiano, a livello sia normativo che quant'altro, che oggettivamente non rispecchiano più quello che è il nostro essere, il nostro pensare, no? Mi vengono in mente le guerre, mi vengono in mente una serie di situazioni a livello proprio di schiavitù che noi non condividiamo, quindi una vita sociale che è totalmente incompatibile, secondo me, da quella che oggettivamente noi, dico veneti, ma poi credo che riguardi un po' tutti quanti, non va più bene, cioè è evidente. Non è solo ed esclusivamente un lato economico, ma è quasi soprattutto un lato sociale, no? Non sei d'accordo? Sì, abbastanza. Nel senso che posso dire che sono d'accordo su tutto, ma queste frasi che hai fatto bisognerebbe poi snocciolarle un pochettino, vedere. Ad esempio, il problema dell'organizzazione della vita sociale in partiti. Questo è uno dei punti deboli della democrazia. Sembra un punto forte, in realtà non è. Ma questa volta, ammettendo che ci vediamo ancora e sperando che ci vediamo ancora, non tocco questo argomento. Tocco subito un altro, invece, che mi sta a cuore. Cioè, questo, penso dire, no? Assolutamente. Mi sono messo in testa, cioè mi sono accorto che ci sono, vado male a dire troppi movimenti, perché tutti hanno diritto di organizzarsi, tutti hanno diritto di vivere e di fare un percorso, però in realtà siamo disuniti. Assolutamente sì. Allora, non è che io possa fare più di tanto, ma qualcosa forse posso fare. Siamo qui per... E in ogni caso che possa e che non possa la faccio, diciamo così. Perché quando tu la fai fatti. Allora, cosa ho fatto? Mi sono preso la responsabilità e anche la fatica, perché non è un gioco, di fare. La settimana scorsa
ho immaginato di mettere in piedi, quindi non l'ho ancora fatto realmente, ma ho avviato la costituzione la formazione di un gruppo promotore del nuovo Stato per noi veneti. Nel momento in cui, ecco, passando dalle belle visioni alla pratica, adesso partiamo, mi sono accorto che partiamo su cosa? Bisogna, non c'è alternativa, bisogna partire con una legge che ti permetta di farlo, perché devi essere davanti alla Repubblica, se non vuoi che ti arrivi subito i carabinieri a bloccarti, devi essere formalmente nella legalità, quindi nel rispetto di una legge. Questa legge, per nostra fortuna, c'è da 10 anni, quasi sconosciuta. Era sconosciuta anche a me. Eccola qua, che la vedo nelle immagini di lato. È il decreto legislativo numero 212 del 2010, pardon, 13 dicembre. Con questo decreto legislativo sono state abrogate una montagna, non so quante, di leggi precedenti. E la Gazzetta Ufficiale che vedete potete scaricarla anche in internet come PDF, e quindi vedete un elenco, proprio c'è l'elenco pagine e pagine, non so 100 quante pagine, solo il titolo, e già si fanno tutte queste pagine di leggi che sono state abrogate, considerate non più utili. Ma tante leggi non riguardano noi del Veneto, quindi vabbè. Tante ci riguardano in modo indiretto. Alcune ci riguardano in modo diretto. Sono andato proprio a vedere. Ma soprattutto ci riguardano in modo diretto 2 leggi che sono state abrogate. Non mi viene in mente il numero e la data di queste leggi, ma sono quelle riferite al plebiscito di annessione delle province venete. La legge italiana di annessione dice così: delle province liberate venete e della provincia di Mantova. Già questa espressione usata dal Regno d'Italia è falsa, tanto per cambiare. L'Italia comincia subito bluffando. No, sì, poteva dire così. Questo va bene. Ma questo anche non va bene, ed è quello che ha nascosto, che è il più importante. Il più importante che il decreto di annessione o la legge di annessione nel 1866 non dice è che queste province venete, che comprendevano anche la provincia di Udine, e della provincia di Udine faceva parte anche l'attuale di Pordenone, e la provincia di Mantova, erano sovrane, non erano province dell'impero, ma costituivano uno Stato a tutti gli effetti. Quando si dice che Napoleone ha sciolto la Serenissima, si dice una cosa molto sbagliata. Quando si dice che è caduta la Serenissima, si dice una cosa molto sbagliata. La Serenissima in realtà non è caduta. È caduto il governo patrizio, neanche caduto poi. Ma i patrizi hanno riconsegnato, dicono, i poteri dello Stato al popolo.
Napoleone continua a riconoscere la Serenissima anche dopo l'entrata in vigore del governo cosiddetto democratico o popolare. Dopo la caduta del 12 maggio 1797, continua Napoleone a mandare un ambasciatore e Napoleone cede col Trattato di Campoformido, cede uno Stato, non delle province, così come fosse delle terre che non hanno una unità e un grado di livello di Stato. L'unica differenza poi è questa, che ci sono stati degli smembramenti territoriali, per cui Istria, terre della Dalmazia passano direttamente staccate dalla unità della Serenissima alle dipendenze di Vienna e lo Stato di terra, come si chiamava, no? La terraferma, a differenza dello Stato de Mar, lo Stato di terra viene unito a 1. Il Ducato di Mantova, 2. Il Ducato di Milano, al quale non apparteneva l'attuale provincia di Sondrio. Quindi era anche un ducato relativamente piccolo rispetto alla Serenissima, che si incuneava e arrivava fin quasi alle porte di Milano con questa enclave della città di Crema, che attualmente con la Lodi fa provincia, ma era territorio in tutto e per tutto sotto e nella sovranità della Serenissima. Quando nel 1859, alla fine della cosiddetta guerra d'indipendenza, perché è una lettura e una terminologia italiana, indipendenza da chi? Da cosa? Si riduce più o meno al mincio il territorio del Lombardo-Veneto, il nome che hanno dato gli austriaci, a questa unione di 3 entità: Ducato di Milano, Ducato di Mantova, Stato de terra della Serenissima. Resta nel 1859 Ducato di Mantova e Stato di Mar. La capitale da Milano viene trasferita a Venezia. È capitale di uno Stato, è un regno, c'è un re, il re è l'imperatore in persona, ma diventa re con una cerimonia apposita che pratica i re, gli stati due, Francesco I e Francesco Giuseppe. Questi. E il primo viene incoronato con la corona ferrea nel Duomo di Milano, viene incoronato re. Quindi è proprio uno Stato. Venezia è capitale di uno Stato dal 1859 al 1866. Quando il generale francese, il 19 ottobre 1866, nell'albergo non so cosa, firma la consegna, quindi imbrogliando perché ancora non si era fatto il plebiscito, la consegna dei territori e delle comunità a province, ma in pratica si scioglie il regno al Regno d'Italia. Dice questo generale francese, per essere precisi, che non lo consegna al Regno d'Italia, lo consegna il Regno Lombardo-Veneto ai rappresentanti del popolo veneto e di Mantova, perché decidano da sé di se stessi. Quindi proprio in piena sovranità. Dal 19
ottobre 1866, al momento del plebiscito o referendum, che è quello che è perché è tutto truccato, comunque va bene, l'hanno fatto per accontentare i patti, almeno la finta l'hanno fatta, il Regno d'Italia, però è una finta. E comunque, finta o non finta, nel 2010, incredibilmente, ma anche qua, incredibilmente o non incredibilmente, nel 2010 il Parlamento italiano approva. Viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che vedete, il Capo dello Stato firma, la Corte Costituzionale trova che è corretto che venga abolita l'annessione del Regno Lombardo-Veneto al Regno d'Italia. Quindi bisogna partire da qua, partire da questa abrogazione che rimette noi veneti e i mantovani in una situazione, come aveva detto il generale francese, di decidere noi di noi stessi. E questa è una frase che equivale a dire siete indipendenti e sovrani. Vedete voi come volete organizzarvi. Volete stare, perché indipendenti? Vogliamo stare con la Repubblica? Non è che voglia dire che non, perché la gente potrebbe votare di continuare a stare con l'Italia, ma bisogna rifare in sostanza la consultazione, ma potrebbe decidere anche di non stare più con l'Italia. E chiaramente... Potrebbe ricostituirsi come confederazione, Esatto. potrebbe ricostituirsi come regno, cioè è libera, è nel momento proprio come quando è finita la seconda guerra mondiale che si decide come vogliamo strutturarci come Stato. Diciamo che la provvidenza ci ha messo lo zampino, secondo me, ma non essendo provvidenza non è lo zampino, ci ha messo la sua sapienza infinita, e nella sua sapienza infinita, come ha liberato il popolo ebraico e come sempre Dio porta le cose dove vuole, lascia che gli uomini vadano che fuori strada, ma quando poi interviene raddrizza le curve e fa tornare la giustizia. Non sempre in questo mondo, ma qualche volta anche in questo mondo. Don Floriano? Sì. No, ci tenevo solo a sottolineare un particolare, questo magari è un mio pensiero, poi magari mi correggi se è sbagliato. Io reputo sempre la legge 212, e quindi l'abrogazione appunto del referendum che è stato fatto, una sorta di rafforzativo a quello che noi effettivamente potremmo fare, ci spetta fare. Perché questo? Perché comunque c'è sempre stato detto, ed è vero, che il popolo è sovrano, quindi in quanto sovrano avrebbe tutto il diritto di poter scegliere in quale stato voler vivere. E quindi, cioè, voglio dire, l'indipendenza in sé per sé, secondo me, noi potremmo già averla, volerla, a prescindere da questa legge qui, anche da altre leggi, per esempio internazionali, quale possono leggere, per esempio, le leggi 881, ma anche da tanti altri trattati. Noi, per fortuna, se vogliamo, abbiamo anche questa legge italiana che ci fa da rafforzativo, ma non è solo per quella legge che noi potremmo diventare indipendenti, giusto? Cioè è un rafforzativo che ci aiuta a maggior ragione, proprio perché l'Italia, tra le altre cose, ci dà anche questa legge come jolly, chiamiamolo anche jolly se vogliamo, ma di fatto noi potremmo richiedere la nostra indipendenza ugualmente, anche usando, diciamo, il concetto stesso della sovranità del popolo e il concetto stesso delle leggi che ce lo permettono dal punto di vista internazionale. Non sei d'accordo? Sono d'accordo sì e no, nel senso che in teoria sì, in teoria però bisognerebbe che la Repubblica Italiana accettasse l'idea nella realtà che i popoli che la compongono intanto sono popoli, ma
da quello che si è visto in questi anni, i politici italiani fanno i furbi. Ossia dicono, ma voi anche se è scritto nello statuto regionale, non ci riconoscono realmente come popolo. Ma poi popolo, ad esempio, popolo, dove finisce? Quali sono le terre di questo popolo? Perché delimitazione? Perché la Serenissima comprende, in ogni caso, comprendeva, storicamente comprende, Brescia, Bergamo, Crema da questa parte. Non comprende Cortina d'Ampezzo, comprende una parte dell'Istria, comprende molte terre lungo la costa adriatica. Non potrei considerare non parte del popolo mio quelle comunità, come se io Veneto mi ricostituisco e loro no. Se io mi ricostituisco in questo senso ideale, dovrei subito partire interpellando e in qualche maniera coinvolgendo anche loro. Questo potrà avvenire un domani, perché noi la pensiamo così ed è effettivamente così, storicamente e per il diritto naturale. Ma mi va molto bene che ci sia una legge positiva dello Esatto. Stato che mi dà una definizione precisa. Allora, dato che torno al 1866, io ho proprio dei confini. Quindi, per il momento, io posso ripartire e non dovrei trovare ostacolo, perché metto in pratica quello che mi permette di fare una legge dello Stato italiano, della Repubblica Italiana, rivendico un governo indipendente per queste terre che sono quelle sulle quali si era svolto il plebiscito del 22 ottobre 1866 o 20-21 ottobre 66. Si parte da là, insomma, ecco. Sarebbe una partenza. Poi dicevo prima che mi sono mosso facendo passi concreti, quindi ho dato informazione della costituzione del costituendo comitato promotore, che però nel volgere di non tanto tempo bisogna che metta giù i nomi, per forza di cose, altrimenti mi perdo anch'io diventa tutto un parlare. Esatto, sì. Quindi bisogna che sappia dire nel volgere di un mese, che ci risentiremo per dire quel che è, 15 giorni, ho trovato queste 5 persone che mi affiancano, che condividono questa prospettiva di lavorare per costituire un gruppo di persone le quali subentreranno all'amministrazione italiana, che a un certo punto lo Stato, che adesso detiene l'amministrazione tramite prefetti e altri suoi funzionari sulle terre venete del Friuli e di Mantova, dovrà dire io mi ritiro e vi arrangiate voi, queste sono terre vostre, ve le gestite voi e parte il governo, che però per essere corretto fino in fondo ho chiamato Lombardo-Veneto, perché si chiamava Regno Lombardo-Veneto, continuo a chiamarlo Confederazione. La parola confederazione dà valore alle singole comunità, non è uno Stato centralista, è come era la Serenissima una confederazione. Ma a dire il vero anche l'impero asburgico era una confederazione. Infatti era fatto da vari stati, ducati, città libere come la città di Fiume, città con una giurisdizione particolare come Trieste, Gorizia era una contea, insomma.
Ma senza erano molto più vari nel modo di organizzare anche le entità territoriali di quello che invece è venuto dopo, che c'è stato un modello unico imposto dalla Sicilia all'Alto Adige, cosa che non ha nessun senso, perché una realtà di pianura può avere alcune esigenze e una realtà di montagna ha altri tempi e altre esigenze sotto tutti i punti di vista. Vediamo che questi giorni, in quest'ultimo mese, noi quasi non si riusciva a muoversi di casa. Se bisogna fare delle riunioni, qui bisogna che le riunioni siano programmate con certi tempi. A Conegliano possono essere programmati in altri tempi. Chiaro. E così tutto. Don Floriano, scusami, no, legato al discorso della Confederazione, senza tornare troppo indietro nel tempo, cioè ce l'abbiamo anche dietro l'angolo, nel senso che noi abbiamo, voglio dire, vabbè, la fortuna, insomma, abbiamo modo di poter vedere una confederazione che è vicinissima, che è poi quella svizzera, quindi con una tipologia molto simile a quella che poi effettivamente, credo, mi sembra di aver capito, avevamo pensato, cioè invece che cantoni, chiamiamo territori, c'è tutta una struttura che è stata ben studiata e che comunque è palpabile, tangibile, non è una cosa inventata, insomma, è un qualcosa che oggettivamente ha dimostrato di essere funzionante. Sì, questa è un'idea molto sostenuta anche dall'avvocato Vittorio Selmo, che saluto quando anche lui mi ascoltasse, ecco, e ringrazio di tutto quello che ha fatto. E questa è un'idea e lui spero che possa essere uno di quelli che mi affiancano in questo, nel senso che non è in contrapposizione dell'idea della Confederazione dei Territori Veneti, è uno sviluppo di quell'idea, rimarcando il bisogno di partire con delle iniziative pratiche, Esatto. che è costituire un gruppo attivo proprio, un gruppo di persone pronte a formare altre, quindi capaci dal punto di vista legislativo, forestale, le varie competenze che servono per gestire un territorio. Il modello della Confederazione Elvetica è chiaro che per noi è un po' un modello in questo momento. Don Floriano, Don Floriano, cerco di tradurre, capire, tu oltre a questo stai cercando di lanciare anche, non lo so, lo dico, dimmi te se sbaglio, un messaggio diciamo anche a tutti i gruppi indipendentisti per fare in modo che se veramente vogliamo in qualche modo, perché poi l'obiettivo credo comune sia uno solo per tutti quanti, è di unirci, perché forse è l'unico modo per effettivamente avere un'indipendenza vera, perché sennò rischiamo semplicemente di fare il gioco che fa poi di fatto sappiamo noi, no? O sbaglio? Sì, no, è qua, è qua. A un certo punto, passi l'espressione, mi sono rotto le scatole, questo. Cioè, a un certo punto ho detto, non possiamo continuare a prendersi in giro, a fare accademia. Esatto. Dobbiamo cominciare a fare iniziative concrete. Ma questo, sì, concrete. Saranno passi piccoli, ma bisogna che li facciamo. Un altro passo concreto sarà il trovarsi anche fisicamente a discutere di queste cose. Ma un passo concreto è quello che hai fatto tu questa sera, o che stiamo facendo qui, di parlare e quindi coinvolgere indirettamente, ma anche direttamente altre persone che ci ascoltano, condividere queste idee, questo progetto. Non è però che parta con un sogno, parto con un'esperienza. Questo lo applico al portare avanti la Confederazione Lombardo-Veneta, ma che si può chiamare benissimo Veneta se si vuole solo un marciano, quel che si vuole. Io ho ripreso il nome, dato che ci si rifà alla situazione del 1866 che era Regno Lombardo-Veneto, allora quello più vicino è Confederazione Lombardo-Veneto, ma tanto vale, non è quello che interessa, è partire di dire uniamoci, ma bisogna proprio unirsi nel senso vero della parola. Non è la forma ma la sostanza, giusto? Sì, e dire, tu cosa fai per i giovani? Cosa facciamo per i giovani?
nel mondo della scuola, cioè dividersi un po', cominciare a dividersi compiti e fare una verifica periodica. Quello che potrebbe essere una specie di imparare a governare il territorio, diciamo, un po' di scuola di gestione del territorio. Non basta più. I fondamenti giuridici li abbiamo individuati, i fondamenti storici li sappiamo benissimo, quelli umani del diritto di ogni popolo li sappiamo. È proprio questione quindi di partire a un certo punto. Poi ho anche questa grinta, diciamo così, ma questa grinta mi fa vedere quello che non è. Ossia, dentro di me la godo un mondo, cioè ho una grande serenità, una grande gioia, perché quando tu fai quello che senti che è bene, sei felice. E io sento semplicemente che sto facendo quello che è giusto e quindi sono felice. Sono d'accordo. Io, Don Floriano, a fronte di questo, ma ci terrei a sottolinearlo perché voglio dire, legato a quello che stai dicendo e il progetto a cui vuoi venire, che vorresti fare, che io in qualche modo condivido, io posso dirti che per quello che mi riguarda sono una sorta di super partes, nel senso che a me interessa assolutamente, mi piace, voglio a tutti i costi anche io l'indipendenza per una serie di motivi che credo che tanti di quelli che ci stanno ascoltando condividono, che oramai una situazione sta diventando intollerabile e che giustamente secondo me un popolo, se vuole vivere sereno, deve scegliere di vivere dove vuole vivere e non essere costretto a vivere dove gli costringono a vivere. Però ripeto, io in questa fase mi sento di voler essere super partes, nel senso che io mi sono messo a disposizione per fare questo tipo di, diciamo, di live e volevo farne altrettante proprio perché voglio mettere nelle condizioni delle belle persone come te, Don Floriano, a poter esprimere quelli che sono dei messaggi che possono essere di aiuto per la gente e anche convincenti sostanzialmente. Ecco. No, ci tenevo a sottolinearlo perché io non sono né da una parte e né dall'altra, nel senso che il mio obiettivo è dare una mano laddove c'è la necessità e mettermi in totale disposizione per i mezzi per i quali io sono capace di utilizzare, ecco, capito? Basta, era solo perché sottolinearlo e condividere pienamente con... Comunque, fatto questo convitato, diciamo così, prima ancora, ne ho dato notizia agli ambasciatori, come ho scritto nella pagina che gentilmente hai mostrato. Gli ambasciatori in Italia è stata un'occasione quindi anche per vedere quali sono queste ambasciate. No, una sorpresa è stata che non tutte hanno sede in Italia, a Roma, ma penso per motivi molto pratici di spesa anche per loro, quindi alcuni ambasciatori fanno servizio in Francia, ad esempio hanno sede a Parigi, fanno servizio anche in Italia. Vabbè, io ho scritto quelli che hanno sede, che hanno un recapito di posta elettronica, non mi ha risposto manco uno, come era logico e direi come è corretto, perché appunto non sono un sognatore, capisco quali sono i passi che anche loro possono fare, perché qua si tratta di andare avanti nella correttezza reciproca, quindi anche loro, man mano che ci vedranno forti e che diamo loro fiducia, entreranno in contatto anche con noi. Non è che perché una persona, anche se un prete, dice faremo un comitato promotore di uno Stato, subito gli altri ti corrono dietro. Ho avuto una decina di riscontri automatici di ricevuta, alcuni utili, come quello della Cina, guarda caso, si vede anche da questo quali sono le ambasciate meglio organizzate. Quella della Cina in Italia è ben organizzata e mi ha dato la risposta del nuovo indirizzo cui scrivere. Di un altro ambasciatore, sì, dice è l'indirizzo di posta elettronica personale dell'ambasciatore, quindi mi va molto bene. Non mi è piaciuto, per dire, il metodo che hanno gli Stati Uniti, i quali fanno tutta una burocrazia per cui
è quasi come dire vai in cerca tu, se trovi, sì, ti complicano la vita. Ho scritto anche il nunzio in Italia, vedremo se si degna o no, se trova corretto rispondere. È chiaro che quando uno però è in partenza corretto lui, costringe anche gli altri. Chiaro, chiaro, sono Tu non puoi attaccare uno che dice lo faccio per questo e questo motivo, perché se uno lo fa eh, per una esaltazione puoi bloccarlo, ma se ti porta dei motivi seri, perlomeno lo rispetterai, ecco, dici, beh, vediamo. Il secondo passo, così informativo, perché era una semplice lettera informativa, penso di mandarlo ai vari consoli che abbiamo qui nel Veneto, sono sparpagliati nelle varie città, ho visto, ma i consoli oggi come oggi hanno una funzione molto limitata, non è più come era prima dell'entrata in vigore dell'Unione Europea, che stanno perdendo, diventano un po' assistenti, punto di riferimento per i loro cittadini e per attività commerciali più che per attività semi di ambasciata come era prima. Adesso la parte politica e diplomatica è proprio riservata completamente. Anzi, addirittura, come dicevo, abbiamo degli ambasciatori in Italia che non stanno neanche in Italia, ma magari a Parigi o Bruxelles. Quindi ormai l'internazionalizzazione c'è, bisogna prendere atto anche di questo, però non è che mi disturbi, prendo atto di quello che è e si fanno i conti con l'oste, ci si presenta come nuova realtà di Stato confederato che vuol nascere per i motivi che presenteremo. Io direi che per stavolta ti sembra. Questa volta mi fermerei qua, ecco, per non ubriacare No, 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 i nostri ascoltatori, perché sì. no, Mi no, piacerebbe anche eventualmente un'altra volta mostrare alcuni materiali che ho qui in casa, alcuni libri, perché è bello anche proprio vedere quali erano i libri della Serenissima, vedere i testi. Perché un conto è parlare, sempre parlare, ma un conto è toccare avere in mano. Allora uno dice, ecco la continuità storica, guarda qua. Siamo nel 2020-21, ma ho in mano quello che si scriveva quando la Repubblica, che comunque non è mai caduta, torno a dire, è che è semplicemente cambiata la forma di governo. E questo è un gravissimo errore che si continua a trovare nei libri anche degli scrittori più autorevoli. Chissà come mai che è entrata questa espressione, la caduta della Serenissima, ma non è vera, giuridicamente non è vera. Giuridicamente si è trasformata da Repubblica in regno e poi declassata, perde la sovranità solo nel 1866, perché il primo Stato che non la riconosce più come Stato è il Regno d'Italia, il quale parla di province liberate. Invece doveva dire Regno Lombardo-Veneto liberato. Ma allora si diceva Regno, ammetteva che erano sovrani, no? Che era un popolo sovrano. Quindi ha fatto vedere che erano schiavi dell'Austria e quindi era autorizzato a subentrare le solite. Ho visto, pubblicherò a giorni anche un'altra gazzetta ufficiale proprio del Regno, quella del Regno d'Italia, quando indice il referendum. Lo trovate in internet, è molto interessante. Bene, in parole povere, tutta l'introduzione
di quel testo col quale veniva indetto il referendum è un capolavoro di menzogne, per non usare altre terminologie improprie. È proprio il ministro che introduce la legge fa vedere che il re di Sardegna è il grande messia, quasi mandato da Dio, a liberare questi popoli schiavi, a ricostruire un'unità d'Italia che non c'era mai stata. Cioè, fantasia, per giustificare il nuovo Stato loro, il Regno d'Italia. Ma niente, è andata così. Sono d'accordo con te, purtroppo. Io poi, se vuoi, 2 secondi, visto che ci hanno scritto parecchi messaggi, magari se vuoi ne abbozzo un paio, giusto perché così ci sono un paio di domande che la gente è curiosa di sapere e voleva magari sentirti dire il tuo. Sentiamo. Ti va, giusto perché ne approfittiamo. Dai, adesso siamo qui quasi un'ora. Io credo che ancora una decina di minuti, dai, ti portiamo via. Ne approfittiamo. Questa è una, diciamo, un primo assaggio di quello che vorremmo fare, Don Floriano. Poi speriamo durante le prossime settimane di riuscire a farci altre chiacchierate e magari se qualcun altro vorrà partecipare, ben venga, nel senso che ci mettiamo tutti nelle condizioni di fare in modo di risvegliare quella che è la voglia di indipendenza che a quanto ho visto da quando, diciamo, ho iniziato a conoscere i vari gruppi è molto forte ed è molto nell'animo del Veneto, però non si è mai concretizzata sostanzialmente e vorrei cercare in qualche modo di fare in modo che si concretizzi, perché sennò stiamo sempre qui a suonarcela, a raccontarcela, ma non è più tempo, non è più tempo. Sostanzialmente credo che siamo arrivati a un limite oltre il quale o ci muoviamo o diventa troppo tardi sostanzialmente. Ed è nostro diritto muoverci sostanzialmente, cioè, niente di più e niente di meno. Noi non chiediamo niente di particolare, non ci vogliamo scontrare assolutamente con nessuno, vogliamo semplicemente vivere in un paese dove ci identifica per quello che vogliamo essere, cioè, semplicemente quello, niente di più e niente di meno. Giusto? Cioè, giusto. Ma io ho fatto un passo concreto per cui un passo concreto ufficiale, Esatto. proprio sì, forse si può comunicare anche. Cioè, mi sono dato una veste che non avevo, me la sono messa addosso. È la veste di uno che vuole fare un comitato promotore proprio di quello che è necessario fare come veneti e mantovani, perché piaccia o no si coinvolge che la provincia di Mantova, in base al decreto legislativo 112 del 2010. E tanto di Questo cappello. decreto con questo decreto la Repubblica Italiana rinuncia di fatto al titolo di sovranità su queste nostre terre, ma non può tirarsi indietro finché non c'è un governo, quindi continua ad esercitare l'amministrazione, ma non lo fa più col titolo di se stessa, a nome suo, ma lo fa a nome del popolo sovrano che è tornato pienamente sovrano, che è il popolo veneto e mantovano. Quindi la Repubblica continua con un titolo diverso però. Quindi tiene un governo di fatto, tiene un'amministrazione, non detiene più la sovranità, o la detiene ma non in quanto sua, ma in quanto delegata di fatto solo però è riconosciuto che poi è il popolo veneto-mantovano il sovrano. Quindi la Repubblica si trova in una situazione di diritto, questo non è una cosa da poco, questo è un caso unico. Non saprei trovare casi simili, né quando c'è stato il disfacimento della ex Jugoslavia, né con la Cecoslovacchia, lì è stato il Parlamento, la Confederazione, l'Unione Sovietica anche ha fatto.
si vede che in realtà poi, anche qua, ogni popolo ha il suo percorso. La Catalogna non so, la Scozia aveva introdotto, quindi addirittura giustamente con il rispetto e il consenso del Regno Unito, quel referendum che ha avuto l'esito che ha avuto, però l'avevano permesso. A noi in questo caso non servirebbe neanche più, perché sarebbe solo confermativo dell'abrogazione che già la Repubblica ha fatto del provvedimento legislativo del 1866 di annessione. Quindi è un caso nuovo, anche giuridicamente, ma un caso abbastanza chiaro. La Repubblica non è più la titolare, o se lo è non direttamente, ma indirettamente per una delega de facto, non Esatto. è firmata su una carta, per una rinuncia sua, ufficiale. Dopo sì, va male che la Repubblica dopo 10 anni a dire non è valida. Poi non è valida per questi 2 o 3 provvedimenti che sono stati abrogati, ma il decreto legislativo vale per tutto il resto, cioè com'è? Sarebbe proprio come dire che questi del Parlamento hanno agito in una forma, cioè che erano dei brilli, non so, no, non potranno mai dire che non erano pienamente consapevoli di quel che facevano, che il Presidente della Repubblica non era consapevole quando firmava, che la Corte Costituzionale non è consapevole quando ha detto che andava bene ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi forse non si sono resi conto delle conseguenze in pieno, che sarebbero però che l'atto l'abbiano approvato, questo è chiaro, hanno approvato una abrogazione di una legge a tutti gli effetti. E noi adesso qua siamo qua proprio per... io ho detto basta adesso fare comitati di studio, movimenti di liberazione. No, si tratta di fare quel gruppo che prepara il governo che subentrerà all'attuale amministrazione italiana. Quindi ha uno scopo molto preciso, quello di formare persone, amministratori, nelle varie province, che nel volgere di qualche anno, quelli che saranno necessari, possono essere 5-10 anni, non so, subentreranno. Quindi non è da arrivare a uno scontro, la Repubblica Italiana vai via, siamo noi adesso, no. C'è questa gradualità, si può anche andare a parlare, dov'è che... Però quando loro dicono prendete in mano voi, come popolo veneto, bisogna essere in grado poi di gestire questo territorio. Diciamo un'amministrazione comunale sarebbe anche relativamente facile, ma tutto quello che sta a monte, le leggi, che bisogna dotarsi come Stato nuovo di tutto un insieme di normative. Quindi bisogna anche delle persone, abbiamo bisogno di persone giuridicamente che lavorano a gonfie vele. Non è che sia un giochetto, è un lavoro enorme quello da fare. A meno Sì. che non si prendano di peso le leggi italiane, però noi ci vorrebbe dare su certe cose un'impostazione un po' diversa, va bene? Quindi serve una gradualità, serve del tempo, ma il percorso da fare è questo e non soltanto abbiamo diritto, ma vogliamo farlo. E vogliamo farlo per rispetto di noi stessi, perché facciamo parte di questo popolo, non di un fantasioso popolo italiano che non esiste, che è semplicemente un insieme di popoli messi insieme per la forza e neanche per una volontà vera di stare insieme gli uni con gli altri. Sono d'accordo. Comunque non mi ricordo neanche la domanda qual era, perché poi sono partito.
è andato avanti a parlare a ruota e non c'era bisogno, anche perché poi indirettamente hai dato anche alcune risposte legate a un paio di domande che sono state fatte. Io l'unica cosa che volevo eventualmente così sottolineare quasi simpaticamente è una risposta che volevo dare io a Nicola, per esempio, dove ci fa i complimenti per quello che stiamo facendo e dice viva il Veneto. Io però, a me piace sottolineare una cosa, che non è che io personalmente, ma credo anche il Don Floriano, siamo qui a farlo per noi stessi e solo per noi stessi, cioè noi siamo qui a farlo liberamente, gratuitamente, per cercare di dare una mano a tutto il popolo veneto, nel senso che non c'è da fare i complimenti, qui c'è da dare una mano e partecipare, aiutare e condividere. Cioè, non siamo qui a divertirci, cioè, potevamo andare da qualche altra parte, giusto Don Floriano, nel senso che questo senso di libertà che vogliamo esprimere per fare in modo che la gente si convinca a capire e si svegli a dare una mano, a condividere, ad aiutare, perché se non è per noi facciamolo, se non altro per i nostri figli. Ecco, giustamente Floriano prima faceva menzione che io ne ho 3 e sono molto preoccupato, ecco, solo questo. Non capisco perché tu debba essere preoccupato. Cioè, nel senso che l'avventura gioiosa di essere padre è sempre che una fatica, sì, sì. Poi, dunque io sono diventato prete nell'84, pensa un po'. Adesso pensando al vescovo che mi ha ordinato prete nell'84, ho detto già diverse volte dentro di me, ma come l'ho fatto a metterti prete? Cioè, riconosco anche i problemi che avevo, ma dopo si impara cammin facendo, insomma. No. Infatti, a differenza del giorno d'oggi, i vescovi, la Chiesa un tempo, responsabilizzava molto di più le persone. Ad esempio, uno dopo 3-4 anni che era cappellano lo mettevano parroco, ma parroco in una parrocchiona. E uno dice, ma come fa? Si fa, si impara. Quindi anche come indipendenza a un certo punto bisognerà partire così come si è. Ecco, non è da aspettare di essere... Partiamo. Quindi questo canale, questo modo di comunicare, e anche da questo canale rivolgo l'invito a chi vuole proprio contattare sulla pagina del gruppo che ho mostrato prima. Sono da qua bene, sì. E così collaboriamo e così ci conosciamo anche. E rimboccarsi le maniche. Io desidero tanto che i giovani e i bambini tornino ad amare proprio questa terra. Esatto, sono anche la terra proprio fisicamente, anche il bosco. Ho visto quel video della tua camminata. Sì, l'hai visto? A Brescia, sì. Sì, Maddalena. Sì, ma bisogna così comunque, bisogna, uno non deve sentire che questa è una terra e il Piemonte è uguale per me e la Sicilia. No, io rispetto tutti, ma questa è carne della mia carne, cioè questa fa parte della storia del mio popolo. Quindi io devo amare questo come uno ama. Guarda, per dire, nei cassetti qui in casa ci sono degli oggettini che non hanno valore. Fazzoletti da naso, potrei mostrare anche qua se mi ricordavo, quei grembiolini che mettevano una volta, sì, quei ricami attorno al collo alle bambine quando erano piccole, insomma, tante cose anche di una moda non hanno valore commerciale, hanno valore, ma non voglio dire culturale, è il trasmettere
un vissuto, un momento solo, anche se mi allontano da qua. Sì, tranquillo. Aspettiamo un attimo che immagino sia andato a prendere qualche oggetto di cui parlava. Sono andato a prendere, non so se si vedi qua, ecco qua, si vede dentro lì, no? Ecco, questo che è bellino, è bello, no? È la rocca per filare la lana, no? Qui si metteva sopra la lana, poi le donne lo... questo oggetto era il regalo che i papà facevano alle figlie quando si sposavano. L'oggetto in sé è bello, ma è quel che è, non è niente di tutto. E nella rocca, che è questo pezzo, in questo caso quello che abbiamo noi in casa, il papà scriveva il messaggio che lasciava alla figlia. Allora, su questa rocca è scritto così, vediamo dove comincia. Beh sì, comincia proprio qua, quella che avevo... Vedi che lì la stella, che era anche quella della Lega, tipo, no? Sì. Questa è il fiore della vita. Questo è il fiore della vita, come dire, il papà diceva alla figlia che tu abbia figli, chiaramente che siano in salute e crescano bene. Poi, da questa parte abbiamo il nodo di Salomone. Questo è il nodo di Salomone, che tu e tuo marito possiate andare d'accordo. Poi qua abbiamo la croce, che Cristo vi benedica, e questo è il cuore con le spadine, il cuore di Maria sarebbe, ecco, no? Sì. Poi giù in fondo negli angoletti, qui, vedi che si vede un iniziale, per esempio, no? È il nome del papà, e negli angoletti, vediamo, ecco qua, nell'angoletto qui è scritta la data. Insomma, volevo dire questo. Questa è la cultura che non deve andare persa, la cultura, ma non è semplice, è espressa in modo semplice, ma sono i valori fondamentali che hanno retto per secoli una comunità e comunità che hanno dato forza alle persone nel vivere. E quindi io vorrei trasmettere questo, insomma, vorrei che non si interrompesse e vedo che la cultura italiana così generica e come è stata impostata nelle scuole, in questi ultimi anni poi addirittura contraria alla religione e ai valori, non mi garantisce affatto l'educazione che io desidero e voglio che i bambini e il mio popolo abbia. Cioè, la cultura attuale che mi viene imposta mi svaluta e mi tradisce. Voglio tornare a che i bambini sappiano i nomi delle montagne, delle piante, degli animali, che sappiano coltivare un fiore, che sappiano i nomi dei dogi, per dire, i nomi delle piazzette, delle calli, quali erano le varie comunità. Sì, a che girino sereni e tutte queste cose. No, dico a che anche vadano i cibi. Scusa, Quali erano i dottor cibi, qual era il carnevale, quali erano i divertimenti, quali erano le feste, le baldorie che facevano, i costumi, i gioielli che portavano le donne, gli uomini, quelli più benestanti, ma anche quelli più semplici, il vivere. E veramente è una ricchezza enorme. Perché devo lasciare che il mio palazzo ducale diventi dove hanno in maniera sacra per certi aspetti deciso la vita di queste comunità, venga trasformato in un museo per il divertimento ridanciano di persone che magari fra pochi anni saranno soprattutto cinesi e giapponesi, ma sarò padrone io a casa mia. Esatto. Ma non è questione di essere padrone, è proprio questione di dire, ho anche ecco qua,
ho una responsabilità di quello che è venuto, che la vita come un fiume ha portato a me. Io non posso trasmettere agli altri il vuoto, devo trasmettere il senso di quello che hanno ricevuto come ho ricevuto io nella vita. Anche perché ricordiamo la storia millenaria dei Veneti, insomma, non è una storia, voglio dire, come tante altre, anche e soprattutto, quindi, o no, o sbaglio? È una storia diversificata. È una storia, sì, perché si dice sempre storia millenaria, ma ad esempio noi bellunesi fino al 1404 non facevamo parte della Serenissima, eravamo per tutto il nostro, sì. Per cui è proprio varie storie che nel nome della Serenissima si sono affratellate. La Serenissima ha avuto questa grande saggezza di mettere insieme, e quindi si è rotto questo mosaico e noi desideriamo ricostruirlo, quindi valorizzando le differenze, anche proprio storie molto diverse. Esatto. Ad esempio io mi sento abbastanza longobardo, ma non c'è niente da fare, se questa è la mia storia, non, non vogliamo fare uno stato etnico, non vogliamo una razza, ma vogliamo una comunità dove i turchi Giusto? Una serie di e tutti i tedeschi, gli svizzeri, gli italiani, eccetera, si trovino, però tra l'altro, con un occhio particolare alle comunità sempre dell'Istria e della costa adriatica, che sono parte integrante, e giù fino alle isole greche, Foscolo, pensiamo, per dire Zante, sì. Ho letto proprio oggi che nel 1200 e quel che era, volevano trasferire addirittura la capitale a Costantinopoli, a Venezia, per dire la mentalità che avevano. Infatti io penso che, e poi il senso del canto. Oh. Il canto sia popolare, come quello di Gondolieri, degli amoreggiamenti scherzosi dei marinai nei confronti delle persone, delle signorine varie e delle signore, e il canto liturgico, quasi completamente dimenticato. Ma se io domando anche a qualche confratello o vescovo, non sanno neanche, anzi, dà loro fastidio che si tiri fuori il discorso del canto dei patriarchi di Aquileia. Eppure era meraviglioso. Perché era meraviglioso? Perché a differenza di quello occidentale, è un canto che viene addirittura da Alessandria d'Egitto e ha la modulazione in varie tonalità. Io ho contato che nel Te Deum, ad esempio, ce ne sono 6, mentre nel gregoriano ce n'è una. Quindi la mentalità occidentale è abbastanza, ha proprio questo, è così ed è così. Diciamo, è un po' dittatoriale, è escludente. Invece la mentalità orientale, il Veneto, credo che sia i Veneti, che siano il popolo orientale territorialmente più ad occidente, però fanno parte, sento ad esempio nei canti della Bulgaria, ma anche della Grecia, anche dei monaci del Monte Athos, ho sentito vari video, varie registrazioni. Comunque il nostro canto antico, che andava certamente anche a Brescia, Bergamo, andava fino
perché il patriarca aveva giurisdizione fino a Innsbruck e era oltre i confini italiani, diciamo, una realtà molto, molto vasta, molto ricca. Questo canto viene da Alessandria d'Egitto. Tra l'altro, sì, hanno fatto un libro, mi piacerebbe magari presentarlo una volta, almeno mostrare la copertina, ossia Certo. proprio hanno studiato apposta il canto patriarchino e hanno scoperto che si è sviluppato parecchio tramite le comunità ebraiche, nel senso che viaggiava sul commercio che gli ebrei di Alessandria avevano con i loro correligionari in Aquileia. Ti sto un po' perdendo, Don Floriano. Gli stessi ebrei risalivano il Nilo. Si sente? Ti sento sì, ti sento a scatti adesso. Probabilmente la linea è un po' disturbata. Adesso no, invece ti sento bene. Dimmi, vai avanti pure, Don No, no, Floriano. perché vedo che era una chiamata, allora non so se... Comunque, tutto quello che riusciamo a recuperare, ma neanche recuperare perché non è che sia morto, rischia di morire quasi piuttosto adesso che una Assolutamente. volta, insomma. Caso, tra l'altro, secondo me. Cioè, la morte della Serenissima rischiamo quasi di decretarla noi se noi ci lasciamo vincere dentro dalla nuova cultura, insomma, Sono perfettamente d'accordo. È è abbastanza facile arrendersi, perché è la cultura attualmente vincente, quindi è più comoda. È più comoda, esatto. Sì. Poi, dal punto di vista umano, siamo tutti veneti e di queste comunità collegate con l'antica Serenissima, però sì, 200 anni, 200-150 anni di amministrazione italiana stanno lasciando il segno, non è possibile. Non è solo Napoleone che ha portato via opere d'arte dal punto di vista materiale, qua è stata portata via anche un po' l'anima, è già mezzo miracolo che sia salvata così tanto. Diciamo, Don Floriano, che ce la stanno mettendo tutta, però io credo che siamo qui proprio a dimostrare che non è così e che vogliamo invece che non sia così. E Sì, sì, infatti, infatti. apposta noi faremo di tutto perché non sia così. Sei d'accordo? Sì. Va bene, dai. Ora ti lascio, devo andare, sì, saluto tutti. No, ma infatti non voglio trattenere altro, ti chiedo solo eventualmente, diciamo ufficialmente, visto che sei in diretta, di poter partecipare ancora un'altra volta, quando vorrai te, poi ci mettiamo d'accordo perché continueremo Ci questo, mettiamo d'accordo. che credo che sia interessante e credo che ai veneti sia piaciuto e non solo. Quindi io direi che se tu vorrai, se tu appunto vorrai, io molto, molto Ci mettiamo felicemente d'accordo, mi organizzo di dire qualche cosa, sì. ci mettiamo d'accordo, quello non è un problema assolutamente. Poi magari se qualcuno vorrà fare delle domande la prossima volta, ben vengano, insomma, così cerchiamo di rendere la cosa anche un po' più interattiva, mettiamola così. Entreremo anche, credo, no, Don Floriano, un po' anche nel dettaglio, Mi perché va secondo me... benissimo. Vado, devo andare, altrimenti si preoccupano. Scusami, Vi grazie, dai. saluto tutti, arrivederci, grazie tante. Ciao Ciao. Rodolfo, arrivederci. Ciao, ciao a te, ciao a te. Allora, grazie a tutti ragazzi per questa serata, premesso che chiamiamola anche improvvisata, perché ribadisco, io non sono un esperto in live ed è la prima live che faccio, quindi chiedo scusa se c'è stato qualcosa che è andato storto e spero che possiate seguirci, perché l'intenzione mia sarebbe quella di farne altre settimanalmente, quindi chiederò anche ad altre persone che vorranno venire, che io già ho individuato eventualmente, che possano partecipare per poter eventualmente esprimere quello che è il nostro pensiero legato al discorso dell'indipendenza.
io credo che tutti quanti noi abbiamo bisogno di unirci per cercare di darci una mano l'un con l'altro, perché voglio dire, siamo in una situazione che lo vediamo quotidianamente, è una situazione critica, è una situazione che oramai è diventata intollerabile. Il fatto che ci siano tantissimi gruppi indipendentisti nel Veneto è un significato forte che il Veneto vuole l'indipendenza, lo si vede, lo si sente, lo si percepisce tutte le volte che si muove. Solo che questa indipendenza è ferma lì al palo, bisogna fare qualcosa per cercare di muoverci. Io sto cercando di fare del mio, spero che tanti di voi ci diano una mano. Ribadisco, io qua voglio essere super partes, mi metto a disposizione per quello che posso, laddove c'è bisogno di dare una mano per cercare di sviluppare il prima possibile e il meglio possibile l'indipendenza del Veneto. Allora vi ringrazio tutti e ci rivediamo la prossima settimana, spero con un altro ospite sicuramente gradito. Grazie e a risentirci.